Buongiorno a tutti, sono Ivan Bortolini del Meetup di Udine e sto continuando la video recensione della ciclovia Adria. Mi trovo in località San Leopoldo, alle porte di Pontebba, e quello che vedete qui è l'ultimo tratto che segue la vecchia ferrovia, e adesso bisogna immettersi su una strada secondaria che porta a Pontebba, da Pontebba raggiungere il cimitero e da lì ci si ricollega alla ciclovia appunto che segue la vecchia ferrovia. E fino adesso arrivando a Tarvisio, tranne appunto quel pezzetto a Valbruna dove bisogna seguire strade secondarie però non particolarmente trafficate, quindi non particolarmente pericolose. La pista ciclabile si è rilevata veramente ottima, ben tenuta, molto bella. L'unica mancanza è appunto un po' di cartellonistica e un po' di diciamo innesti che portino all'interno dei paesi, anche in vista di un cicloturismo, cioè, perché altrimenti se non ci sono degli svincoli o della cartellonistica che dice come raggiungere determinati luoghi, il ciclista va via dritto e magari non si ferma a vedere i paesi che forse, specialmente a queste parti, hanno sempre qualcosa da far vedere. Quindi torniamo in sella e scendiamo giù a Pontebba, e da Pontebba proseguiamo verso Chiusa Porte. Andiamo. Sì, Udine. No, io arrivo fino a Udine. Arrivi fino a Udine? Certo. Seguendo l'Alpe Adria? Arrivo fino a Moggio. Dopo da lì, siccome so che dovrebbe essere finita, attraverso il tagliamento, il Fella, e vado giù a Benzone, e dove c'è il ponte riattraverso via Benzone. Da Benzone prendo una strada che si arrampica su per la montagna e arrivo a Gemona. Da Gemona vado giù a Buia, e da Buia a Ipovia. Solita. Sì. Ma io sono abituato ad andare in bici, quindi soprattutto in discesa è una meraviglia. Anche quella l'Ipovia l'Ipovia è abbastanza hype che se riscendi. L'unica salita è quella lì a Buia, che è proprio brutta. Non riesco più a farla. Non la fai d'inverno quando il terreno è ghiacciato, non la fai la gomma. Se no slitto. E infatti io la faccio accompagnando la bicicletta all'insù. Sì. Ma dopo in discesa c'è cioè proprio minimo di slivello che ti dà tanto una mano. Infatti a fare l'Ipovia all'insù verso Buia fai un sacco di fatica. Cioè dici, ma cavolo, è in piano che fatica. Ho il fondo stradale che mi ti aiuta. Però devo dire che l'Ipovia è usatissima. È appena
piena di gente ed è poco pubblicizzata a mio avviso, perché l'ho scoperta per caso. L'ho scoperta appunto perché ero lì al Cormoro, ho visto questa via che tanta gente che andava, ho detto ma provo a seguirla, ho visto, sono arrivato a un cartellone, il cartellone diceva guarda che ci sono altri 10 pezzi così, ho detto che cavolo, devo farla prima o poi sì, proprio una strada. Qua è tranquilla, non hai traffico, però passi sotto assurdo vincolo. Ma cioè, la questione è di dire che non può essere bella sempre, l'importante è che sia sempre sicura, quello non ci piove, quindi cioè, effettivamente l'unica macchina che abbiamo visto era quella del tipo che ha parcheggiato per uscire con le bici. Questa è tranquilla, c'è qualche macchina, pochissimo. Tra l'altro c'è limite di velocidà. Ti stavo dicendo prima, di Monaco di Baviera, che è considerata la città più ciclabile d'Europa, in realtà ha pochissime ciclabili, ce l'ha solo sulle direttrici. Però tutto il resto della circolazione è zona 30, 30 km all'ora, dove gli studi che praticamente anche se è difficile fare la collisione con l'auto, anche se vai a sbattere. Qui riprendo questo. Qui hanno fatto, ecco, qui si entra in un percorso protetto, un po' strettino, però sempre meglio che percorrere sulla statale. Sì, questa qui è la statale. Beh, io dico sempre che il ciclista ha tempo, quindi anche se mi fanno fare 3-4 km in più non è che si scoccia, è l'automobilista che è nervoso. L'automobilista ragiona nell'ottica dei minuti, il ciclista ragiona nell'ottica delle ore. Fai quella strada che non ci penseresti. Pedalare la mattina, tranquillamente in questi percorsi qui non ti passa, magari se sei in compagnia ti chiacchieri anche da solo, guarda che quando sei con la bici così trovi sempre qualcuno che ti si affianca. Vabbè, anche ovviamente chiacchiera che ti passa, no? Quindi io di solito vado in giro da solo, però è capitato, tipo quando sono stato in Olanda eravamo in un altro. È il valore aggiunto delle ciclovie, che persone che non conosci e dici ciao, cioè... Sì, ma socializzi subito, poi il fatto di essere in bici in generale ti pone in un'altra maniera, ti vedo come un turista diverso. Un turista più calmo e rispettoso. Sì, esatto. Per l'acqua è una cosa ecco, ci stiamo apprestando ad entrare a Pontebba, piccolo saltino dovuto alle griglie per l'acqua. Qui sulla sinistra abbiamo la stazione di Pontebba e in pratica, venendo da Tarvisio, si passa in questo momento alla sinistra della città, poi il percorso ci farà immergere totalmente nel centro cittadino, così anche per una possibilità di ristoro e anche
poter visitare questo paesino montano, nonché eventualmente trovare dei punti per la manutenzione delle biciclette. Beh, effettivamente potevano fare all'interno lì così un corridoio sicuro. Questo non so di chi sia ancora la proprietà, credo sia ancora delle ferrovie. Sì, no, immagino. Io c'ho dietro la borrazza, vero? Perfetto. No, beh, ma rientrando sempre nel discorso che se è una strada a bassa percorrenza, meno di quelle di servizio così, è uno spreco di soldi fare anche la ciclabile in un certo senso. L'importante è tenerla bene. Quindi ci sarebbe anche un doppio vantaggio sia per i cittadini che per chi ci vive. Sì, possono usare anche loro. Come adesso non so se hai visto le polemiche sul tratto che da Moggio, cioè che da Regiuto da Rodoscendolo verso stazione per la carta. Sì, cosa? Il progetto iniziale faceva correre la ciclabile sul lato, cioè devi andare a Moggio e poi prosegui su quel lato lì dove c'è una strada comunale. Sì, quella che ho intenzione di fare io. Invece è venuta fuori tutta una polemica che vogliono farla nuova, cioè ex novo sul continuare il sedime del tracciato ferroviario, diciamo. Però li devi fare tutto, visto come non fanno manutenzione già su questi pezzi, almeno l'altro, una strada comunale, sono obbligati a pulirla. Lì rischi di fare questo di nuovo, spendere soldi e non avere niente. Perché è carina come strada, la vedrai come è fatta. I cartelli dinamici. Sì, però sono un po'... di là. Sì, no, li hanno messi bene, dopo un primo non capirsi, se uno si è studiato le mappe, capisce che deve andare. Sì. Invece io ho avuto il problema la prima volta sulla Impugna. Sì, lì del paese quando esci sulla strada. Anche prima, c'è un punto che non è chiaro. Ah sì, però io mi sono perso in mezzo ai campi. Sono perso in mezzo ai campi, mi ricordo che c'avevo l'amorosa incazzata come una vipera perché ci eravamo infilati in mezzo all'impossibile. In verità c'era l'entrata 50 metri più in là. Ecco, siamo arrivati al centro di Pontebba e quindi anche se siamo su una strada normale, penso che sia stato una cosa saggia far passare questo tratto nel centro cittadino, anche un po' per ricollegarci al fatto di portare un certo tipo di turismo a questi paesi montani che molto spesso vengono visti come punti di transito e basta. Qui ritroviamo anche il gruppo, molto gruppo che ci ha superato prima. Ciao! Di qua penso. Perché ci sarebbe una strada secondaria che comunque esce per qua. Sì, via Roma. Sì. Me la sono studiata bene perché preparato. non capivo, perché effettivamente questo tratto qua di Pontebba dicevo ma che giro devo fare qui? Anch'io la prima volta ho avuto qualche fastidio. Allora me la sono studiata bene e con Google Maps, proprio vedendo anche queste vie se mi diceva qualcosa, ho detto boh, ma alla fine quando hai fatto quella cosa lì del ponte giù, Dio, sempre dritto, se ti perdi chiedi per il cimitero e lì anche qui una dolce discesa che fa raggiungere interessanti velocità e
sebbene sia una strada cittadina e poco trafficata, almeno oggi, e qui ci apprestiamo a lasciare Pontebba. Ricordo che bisogna andare in direzione del cimitero, dove nella sua prossimità c'è la continuazione della ciclovia pura. Sopra c'è una galleria, uno sbocco che c'è lo stile del Savoia. Era fatto all'epoca, quando è stato costruito, c'era il confine qui sul torrente che abbiamo passato, c'è il Pontafe di là, Austria, e di qua c'era il Pontafe italiano. Quindi i turisti in Austria ci arrivavano, la prima roba che si beccavano era questo scommone gigante. Sembra che stiamo lavorando per uscire qui appunto per la ciclabile. Non sarebbe C'è un progetto, perché adesso vedrai non è un grande questo. La via per il cimitero non è particolarmente ben segnata, comunque questa qui sulla destra, prima dell'incrocio per rimettersi sulla strada statale, già un po' il fondo stradale un po' sconnesso, però un po' di attenzione si fa tranquillamente. A pensare che la ciclovia ha portato quelle 20-30 persone al bar di Pontebba. Vedi, c'era uno studio che ha fatto la Carinzia nel 2002, credo, sulla ciclabile della Drava, quella che passa, quella che scende giù da Dobbiaco, va giù a lì, e poi arriva qui a Villa che continua fino alla Slovenia. E dei fatturati incredibili di soldi, e quindi ci si infila. E qui c'è di nuovo l'entrata con una bella discesona. È come messa salitona. Per chi viene in su, ma noi andiamo in giù. Noi andiamo in giù. Ce l'abbiamo anche noi. Ah, ce l'abbiamo più. Ah, una mezza fregatura. Ecco, bisogna fare attenzione a questa discesa perché ci sono parecchi detriti sui lati, oltre ad avere quel salto che abbiamo appena visto. Oltretutto si presenta questa improvvisa salita che non è per nulla semplice, infatti sto spingendo a mano la bicicletta, però conoscendo si può fare tranquillamente. E questa è la galleria interrotta che hanno pensato di recuperare, quindi dico solo pensato, quindi da qui a farla ce ne vuole un bel po'. Qui oltretutto troviamo una vecchia casa cantoniere, manutenzione che potrebbe essere tranquillamente recuperata con bar, bed and breakfast e meccanico e sala attrezzata a riparazioni meccaniche. Appunto ci dicevano che
le ciclovie austriache hanno dei fatturati veramente molto alti e quindi veramente per chi vede questo video ha intenzione di cimentarsi con il turismo di nicchia, però non tanto di nicchia. Portarmi via i clienti. Dicono dalla regia di non dare troppe idee in tal caso. Questa è stata fatta 2 anni fa, guarda quanta vegetazione è già nata. Purtroppo qui effettivamente appena fuori di Pontebba la manutenzione non è delle migliori. E anche qui rientra il fatto che se incominciano a nascere dei punti gestiti dai privati, saranno i privati stessi che ovviamente per mantenere il loro business cureranno, nel loro interesse tenere curata la ciclovia. Siccome si parla sempre di privati nel pubblico, in questo caso ci sarebbe un notevole interesse da parte di entrambi, quindi ci vuole effettivamente, come qualcuno li ha definiti, capitani coraggiosi, e qui devono averne parecchio di coraggio, diciamo, però perché sicuramente avviare una struttura del genere non è semplice. Ecco, qui purtroppo devo segnalare che c'è parecchia vegetazione a lato della strada che ingombra di fatto metà corsia, e se continua così la vegetazione rischia di spaccare l'asfalto con notevoli costi futuri di manutenzione. Ecco, qui oltretutto ci sono dei detriti sulla strada, parecchi detriti sulla strada, quindi bisogna fare molta attenzione. Qui le amministrazioni pubbliche, magari coinvolgendo le associazioni locali quali le Proloco, gli alpini, gli ex alpini, oppure la FIAB, potrebbero organizzare una manutenzione così, basta una volta all'anno per togliere gli arbusti più ingombranti. Qui la cosa diventa già più problematica. Peccato che ci sia questo disinteresse dell'amministrazione pubblica al mantenimento della pista ciclabile. Ci auguriamo che questo video possa servire a sollecitare chi deve occuparsi della manutenzione a prendere dei provvedimenti. Ma qui è sotto qualche regola particolare, del tipo se io mi metto a tagliare con le ramaglie mi arriva la forestale e mi arresta? No, non credo. E qui è una vecchia stazione di Pondi. Pietra Tagliata, qui è la vecchia stazione di Pietra Tagliata. Altro capolavoro fatto. Io ho parlato con quelli della FIAT, dicevo prima, a Caio, ogni sottosezione si prende i suoi sentieri e fa manutenzione ogni 8 anni. Io ho chiesto di fare una cosa del genere anche qui, non ci sono problemi di sicurezza. Allora qui come? Allora, di solito la faccio sempre di là, ma si sono barricati, graffiati. Qui c'è un punto problematico che ci obbligano a scendere. Qui ce la facciamo, dall'altra parte no. Dove, di là? Allora, questi qui, tutti qui, questa è tutta roba, c'è roba bella, perché per il ferroviario, appena là sotto c'è la rampa, che questi mettono le macchine, non so cosa, e ridiscendi sulla strada. Invece hanno preferito fare questa soluzione, non so per quale motivo. Una soluzione abbastanza discutibile, sì, a mio avviso. Col carrello qui o col track non ci passi. Sì, no, ma anche ma oltretutto blocca all'improvviso la pista. Sì. Mentre di là si può continuare, si arriva da qualche parte? No, arrivi fino in fondo, più o meno laggiù in fondo, e poi da lì c'è una rampa che ti riporta giù, comunque obbligatoria. Sì, perché poi hanno lasciato
non hanno voluto proseguire, ci sono alberi ancora sulla vecchia ferrovia. Quindi adesso dobbiamo scendere sulla statale? Dobbiamo comunque, no, non scendi sulla statale perché questa era la vecchia statale, poi hanno fatto il bypass fuori, quindi non c'è traffico, però comunque devi scendere. Ecco, E poi devi risalire che c'è un'altra roba del genere dall'altra parte. Bene, o andiamo giù di qui o ci facciamo la strada? Se vuoi documentare sta porcata? No, documento sta cosa. Tipico lavoro fatto da chi le piste ciclabili non le ha mai viste neanche col binocolo. Una pendenza molto, molto alta che ci costringe a scendere dalla bicicletta. Almeno hanno avuto la bella idea di fare uno scivolo in cemento, almeno quello, però per chi è dotato di mezzi alternativi, ma pensiamo anche ai disabili che magari vogliono percorrere questa via, se non hanno il supporto di una persona non sono autosufficienti a questo punto. È a mio avviso una grave mancanza, un punto negativo a quella che fino adesso era un'ottima pista. Adesso ci colleghiamo alla vecchia statale, anche qui sempre una strada a basso scorrimento, quindi abbastanza sicura, però ricordo che è sempre una strada e quindi bisogna rispettare il codice della strada, quindi sempre in fila indiana e le dovute precauzioni. Oltretutto qui c'è anche un punto, una piccola fontana per ricaricare le borracce, magari se la segnalavano era anche, ce ne sono parecchie. Comunque questo qui diciamo è il primo vero neo punto dolente che ho trovato finora. Diciamo che gli altri erano dei peccati veniali, questo qui invece è già più grave, a mio parere, come problema, che potrebbe essere risolto continuando sulla vecchia ferrovia. Spero che continuino sistemi. Ah sì. Effettivamente chissà quanti soldi hanno speso per fare quella rampa là. No, manca totalmente il ponte. Sì, era la vecchia basso, però. Peccato non poter seguire sul vecchio tracciato, che c'è il vecchio ponte ferroviario, che vi dico, vederlo da qui è uno splendore. Autostrada. Qui si può andare giù nella galleria. Siete sicuri? Ecco, qui c'è una galleria con dello sterrato. Provo. Teoricamente il tracciato non è questo, però voglio dare l'idea di quello che potrebbe essere una volta completato. Ovviamente è composto da sassi, quindi bisogna andare con massima cautela. Ci vediamo più sotto. Proviamo. Anche i miei due compagni di viaggio sono stati convinti dalle mie parole a provare il percorso. Ci sono parecchi detriti a lato della galleria, però tutto sommato mi sembra abbastanza integra e
quindi basterebbe veramente un'opera di consolidamento della banchina e di asfaltatura. Comunque per chi è già dotato, per chi magari non è come me ma ha la mountain bike dotata di delle opportune sospensioni, fino a questo punto è tranquillamente percorribile. Oltretutto è decisamente più bello fare le gallerie che hanno il loro fascino piuttosto che seguire la strada. Ecco qui il fondo stradale è un po' più disconnesso, però andando con una velocità moderata si può fare tranquillamente, ecco. Ovviamente è da mettere anche l'illuminazione, speriamo che l'amministrazione vada a completare quel tratto di ponte che manca, risistemi il ponte esistente e continui il percorso in questa strada qui. Che effettivamente è decisamente più suggestiva e bella rispetto alla strada normale. Ecco, per intendersi, questo è l'innesto che bisognerebbe fare per salire di nuovo sulla Alpe Adria, se si è fatto il percorso lungo la vecchia statale. Una salita molto ripida, quindi molto ripida, e anche qui per chi ha mezzi alternativi è praticamente sconsigliabile. Meglio fare queste gallerie a una velocità moderata. Ma provo con gli occhiali, se effettivamente non ci vedo. Perfetto. Che potrebbero fare anche dei cartelloni che spiegano la storia del tratto realizzato. Ma stai un attimo, perché si coinvolgono le pro loco e gli dici fai la ricerca, così fai l'inaugurazione, così il politico di turno è anche contento di essere lì a tagliare il nastro. C'è la dogna, ad esempio, che sembra molto interessata, consolidata, Ma lì poi sono stati tagliati fuori, poveri, abbiamo pensato che loro. Se devi andare a dogna c'è una rampa terribile per fare. Beh, qui C'è il comune di Pontebba e qui c'è Dogna. È appena fatto. quindi qui siamo a Dogna. Qui siamo appena entrati nel comune di Dogna. Ponte di Muro, che era l'opera ai tempi la più ardita, quel ponte molto alto. Dove? Si vedeva appena prima. Adesso appena usciamo da questa galleria lo imbocchiamo. E qui questo tratto è di recente realizzazione, c'è qualche detrito ovviamente normale, però purtroppo l'illuminazione non è attiva, sebbene sia predisposta. Tempo indietro mi avevano detto che era funzionante, però a oggi è d'obbligo andare con dei buoni fari, ecco. Diciamo che la semplice dinamo della bicicletta qui non è sufficiente perché è buio pesto, quindi dotarsi di un'adeguata torcia o una torcia da bicicletta che può essere riutilizzata anche nei percorsi cittadini.
e questo qui è uno dei punti più belli che si passa sulla vecchia ferrovia sopra il torrente ed è ad una vista spettacolare. E ci sono ancora le traversine qui sotto e qui merita la visione del panorama che si ha da questo punto. Peccato che verso monte sia l'autostrada che tagli la valle, però vabbè, ormai è fatta, può tornare indietro. E qui di nuovo un'altra galleria. Ecco, questo qui, il tratto di Dogna, è quello che ha la maggiore numero di gallerie, che purtroppo hanno l'illuminazione spenta oggi. No, ci sono i LED. Si sale su da qui, c'è una postazione militare. Ah, da quel buco? C'è una scala. E anche quelle cose sarebbe da... Sì, da valorizzare. Anche qui manca l'illuminazione, peccato. E quindi bisogna andare sempre di torce, la strada abbastanza pulita, qualche detrito ovviamente sui lati. Spero che si provveda ad una manutenzione migliore rispetto al tratto che abbiamo fatto poc'anzi. Devo dire che è anche bello fresco, quindi se magari percorrete la via nel periodo estivo, certo nelle gallerie troverete un po' di refrigerio. Dobbiamo mettere delle reti di contenimento per... Ci sono tanti detriti, c'è stato fatto uno studio sulla probabilità che qualcuno rimanesse colpito da un masso. Non è così, non fosse così remota. Ah, io sto filmando tutto. Perfetto. Ci sono anche abitazioni private qui a lato, quindi sicuramente saranno state ben felici di vedersi sistemata la strada per accedere. Ipotizzo che loro Delle strade private. utilizzino questo, non credo. Forse questi. Sì dai, non avevano dietro avevano la montagna. No, da sopra. Fatto sentiero. No, ma anche loro, bed and breakfast lì, che hanno già la struttura funzionale, metti solo 2 camere e tac, e ti tiri su. Sì, come attività secondaria. Sì, ci dovresti solo d'estate. No, ma infatti io parlo sempre di attività secondaria, non parlo mai di... Anche se mi hanno detto che in Austria loro quei 4 mesi d'estate ci vivono tutto l'anno. In giro non è impressionato perché quanta gente ci corre sopra. Ecco, qui un altro tratto molto bello, con la pista di recentissima realizzazione in mezzo alla vegetazione. In teoria non è stata ancora inaugurata. Però c'era nessun divieto. No, infatti poi hanno detto che doveva essere già chiusa da qui, invece probabilmente No, dovrebbe essere chiusa più a valle. è probabile. Perché è uscita. Ecco un altro ponte ferroviario. La vista meravigliosa sul torrente. Sulla nostra sinistra abbiamo la montagna. No, forse era più su. Però anche qui la pulizia, che ci sono gli alberi così, quelli vanno a indebolire la... Le radici. Io ho messo molto spesso le paliere di sosta.
veramente No, questa è strepitosa. strepitosa, cioè un 10, 10 a tutte le voci. L'ho 10. fatta 2 anni fa, questa in salita, non era ancora paventata, era tutto il terreno per morire, non una cosa, però già lì era una meraviglia. No, beh, io faccio il video anche per portare la gente, Sì. perché è nel mio interesse, cioè ovviamente io sono nell'ottica sempre dell'open source, ce l'ho nel cuore. Io cedo un po' del mio lavoro, però se incomincia a venire tanta gente, Sì, vai da vivere anche. no, fai pressione politica per migliorare. Cioè, rispetto a 20 anni fa che uno portava avanti le sue battaglie a terra da solo, adesso pubblica un video su YouTube, se è successo, cavolo, si muovono mari e monti. Cioè, ti dico appunto Snooter don't care what you think about him. Snooter don't care that you sometimes doubt him. He just snoots and snoots and snoots and snoots and snoots and snoots. Wait, I'm not done yet. Snooter don't care how you take your coffee. Snooter don't care that you love Gaddafi. No, he just snoots. Snooter don't care that you ride a scooter. Snooter don't mess with your new altro ponte. A posto, adesso più di 5 anni fa. Andava solo da paventare, da fare l'asfalto. No, La vecchia stazione di Donne. Poi quando nel 66 sono andate sotto anche la Pisana, c'è stata un'alluvione, gli ha portato via il ponte vecchio, infatti vedi ancora i basamenti, e hanno costruito l'altro a fianco, quindi hanno deviato un po' il tracciato della ferrovia. E ecco qui la strada si chiude e ci costringe ad uscire. Aspetta che faccio il mio annuncio, qua noi andiamo via dritti. Allora mi metto qua così. Ecco, come potete vedere alle mie spalle, appena dopo la vecchissima stazione di Dogna, la ciclabile viene chiusa perché appunto ci sono i lavori di realizzazione di un tunnel, però diciamo che è chiusa per modo di dire perché fondamentalmente è metà careggiata e aperta, è quasi un invito ufficioso a proseguire. Noi continueremo su questa strada a nostro rischio e pericolo perché ovviamente chiamiamoli i sigilli del comune che vietano la prosecuzione, quindi mio è uno scopo per farvi vedere quello che potrebbe essere la prosecuzione, mentre la deviazione, che è di circa 5 km, ci costringe a fare una ripidissima discesa con un 27% di inclinazione e ci costringe di fatto ad andare sulla statale. Però come nei punti precedenti in cui mi costringevano ad andare sulla statale, io preferisco continuare su una pista ciclabile a mio rischio e pericolo dove ho a che fare con me, diciamo la natura, piuttosto di avere a che fare con me e molti automobilisti magari anche stanchi e un po' distratti. Quindi continuiamo, sebbene sia la strada chiusa, e andiamo a vedere dove sono i punti critici. Torniamo in sella.